Condivido e sostengo pienamente l'appello del Comitato per l'Autonomia di Venezia per il referendum che si terrà domenica 1 dicembre. A scriverlo sul suo blog è il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. La situazione di Venezia, al di là della retorica di facciata, si legge, diviene di anno in anno sempre più drammatica. Numerosi sono i problemi di natura ambientale, conservazione architettonica, di impoverimento del suo tessuto economico e sociale e di cattiva gestione dei flussi turistici che affliggono la città. Il più eclatante, continua Grillo, è lo scandalo del passaggio delle navi davanti a San Marco, da anni sotto i riflettori dell'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. Non solo, Grillo affronta anche il tema dello spopolamento. Una perdita di abitanti, scrive, che ha prodotto una vera e propria emergenza democratica e quasi nessuno all'estero è consapevole del fatto che Venezia e Mestre siano amministrativamente la stessa città. Così volle il regime fascista nel 1926, ma all'epoca Mestre era un villaggio, ora invece la maggioranza abita lì, nella proporzione di 1:3. I veneziani sono dunque privati dei loro diritti democratici fondamentali, senza contare che Mestre non è solo un'altra città, ma un altro mondo. Venezia e Mestre rappresentano due civiltà radicalmente diverse, una su gomma, l'altra su acqua. Per un veneziano che ama la propria dimensione spazio-temporale a misura di passo e di navigazione, trasferirsi a Mestre equivale al trauma culturale di un indiano d'America costretto a lasciare le sue praterie per il Bronx. Il Comitato per l'Autonomia, conclude Grillo, intende restituire a Venezia la dignità di città in sé, riconoscendole la legittimità di tornare a essere un comune autonomo senza l'appendice della terraferma, ma con autorità sulla sua laguna.